E partiamo anche oggi, giretto dei nostri passi dolomitici. Oggi faremo un giro Falsarego, Passo Giaul, e sul Falsarego ci fermeremo a vedere un castello che non ho mai visto, ma vediamo se troviamo la stradina per salirci. Oggi la giornata è molto calda, stiamo iniziando già con 28 gradi, speriamo che in quota si senta il fresco. Bene, andiamo avanti e partiamo con la sigla. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Ed entriamo a Conegliano, che non sarebbe famosa solo per il prosecco, però vabbè, non importa. Siamo arrivati ai piedi del San Boldo. Passo San Boldo o Sant'Ubaldo è chiamata anche la strada dei 100 giorni perché è stata costruita in 100 giorni per rifornire le truppe durante la seconda guerra mondiale. Scavalleremo il passo per arrivare in provincia di Belluno e iniziamo dal 18° tornante, e qui sulla parte bassa i tornanti sono molto semplici. Quando si arriva in cima diventano estremamente tecnici. Capisco tutto, ma questo è troppo, dopo si lamentano che li spalmano. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. E siamo arrivati in provincia di Belluno. Qui si gira in direzione Sedico, cerchiamo un benzinaro per Martino. Ma guardate che spettacolo le montagne questa mattina. Superiamo piano piano la colonna di macchine ferme e vediamo perché sono tutti fermi. Ragazzi, sono cose dell'altro mondo. Bloccare un'arteria così per una gara ciclistica completamente chiusa è una roba assurda. Lasciamo strada libera ai ciclisti e noi andiamo su, cambiamo destinazione e andiamo verso il Passo Rolle. Vuol dire che il bellunese non accetta il turismo e vuole solo i ciclisti, quindi niente più Belluno. Siamo quasi pronti per partire. Calmo, stai calmo e nessuno soffrirà. Piccola pausa di un'oretta per attendere i ciclisti, abbiamo mangiato e adesso proviamo a vedere se i passi sono aperti. È lei, signore, che ha sempre tanta premura. E ripartiamo dopo un bel pranzetto e adesso proviamo a vedere se hanno riaperto le strade.
Adesso gocciola, con la speranza almeno che le temperature calino. Affrontiamo l'ultimo tornante e poi si arriva al castello. Grandissimo questo qua con la macchina. Ed eccoci arrivati. Faremo qualche centinaio di metri dentro per questa stradina e siamo arrivati. C'è una nuvolona nera qua sopra la testa che sta sghignazzando. Questo è un buon punto, parcheggiamo e lanciamo su il gatto. Bene, ripartiamo. Adesso prenderemo il passo Ciao. Ritorniamo sul falsarigo. Bellissima questa immagine. Ti ricordiamo che iscriverti al nostro canale non ti costa nulla, ma per noi dà un grande supporto. E siamo sul falsarigo. E prendiamo il passo Ciao. Che razza di motobi è che sappiamo qua avanti? E purtroppo qui inizia la coda. E arriva anche Martino. Au, au. Siamo sul passo Ciao, eh? Cercando di non uccidere nessuno, rilanciamo il gatto. E ripartiamo, andiamo in direzione casa. E sfortunatamente inizia anche a piovigginare.
Iniziamo l'ultimo passo di oggi, il passo staulanza. E siamo arrivati alla fine della Val Zoldana. Uscendo dalla galleria arriviamo al Longarone. E per i più golosi vi ricordo una cosa, Longarone è soprannominata la città del gelato. Ed eccoci di ritorno anche oggi. Anche oggi la giornata è giunta al termine. Abbiamo fatto un bel giretto, era un pezzo che non facevamo più i nostri passi dolomitici e oggi mi sono ricordato del perché. È una roba impossibile perché qui veramente tra biciclette, gare, questo e quello, uno che vuole farsi un giro tra le montagne non può perché si trova una regione tagliata in due da gare ciclistiche. Beh, non importa, così vogliono e così se la fanno andare bene, cambieremo rotta noi. Se vi sono piaciuti questi passi e queste strade che abbiamo percorso assieme oggi, scrivetecelo nei commenti, lasciateci un like, mi raccomando, perché l'algoritmo di YouTube se no ci punisce. Adesso ci fermeremo a bere un caffè così fa tempo anche arrivare Martino al chilometro 19 e poi dritti a casa. Anche quelle corriere adesso arrivano qua al chilometro 19. Vabbè, siamo arrivati. Ci vediamo alla prossima. Ciao!